20:10, buonasera, ben ritrovati come sempre l'attualità servita al nostro tavolo a quest'ora. Saluto e ringrazio subito il sindaco di Vicenza Francesco Lucco, buonasera, ben trovato. Buonasera Ferdinando, buonasera ai telespettatori. Ci fa molto piacere averla qui, avere occasione ovviamente anche per parlare di Vicenza, un po' quello che è stato fatto, però insomma dai, visto che cosa è successo in questi giorni, no? Un po' di movimento sulla politica, pensavamo a un periodo... Invece è cambiato tutto e ogni giorno ce n'è una nuova. Come la vede lei da sindaco e cosa la preoccupa poi per le partite che da amministratore doveva gestire anche il rapporto con il governo? No, la preoccupazione principale è la stabilità di un governo, cioè noi siamo passati da un governo 5 Stelle Lega a un governo 5 Stelle PD, dove prima avevamo dei riferimenti chiari, oggi i riferimenti sono cambiati, quindi l'azione amministrativa del Comune, le richieste su alcuni aspetti, su alcuni temi amministrativi importanti, li abbiamo dirottati sui nuovi ministeri e i nuovi ministri aspettiamo anche di avere degli appuntamenti per poter interloquire su temi fondamentali, per esempio la TAV che passerà per la Brescia-Padova, quindi anche per Vicenza, per quanto riguarda il filobus, per quanto riguarda le tangenziali della circonvallazione di Vicenza, quindi tutta una serie di temi che con la crisi di governo si sono, diciamo così, fermati, congelati. Oggi abbiamo ricominciato con le segreterie a prendere contatti, stanno organizzando gli incontri, spero di poter presto confrontarmi su alcuni temi, tra cui uno anche in particolare molto sostenuto dalla Rete Veneta, che è quello della salvaguardia di Palazzo Thiene. Carlo Inghilleri con Rete Veneta ne ha fatto una battaglia condivisa con tutto il Consiglio Comunale di Vicenza. Poi sa che noi abbiamo un'altra battaglia con le televisioni del nostro gruppo, quella di Campomarzo, ma ci arriviamo dopo, no? Sì, quella è una battaglia anche nostra, importante, poi ci arriviamo. Prioritaria sicuramente. Beh, insomma, diciamo TAV, filobus, tangenziali, questi sono temi che attengono alle infrastrutture, no? Esatto, il tema delle infrastrutture che devo dire... non nascondo le difficoltà che abbiamo avuto con il MIT, con il Ministero delle Infrastrutture, cioè dei Trasporti, con Toninelli. Cioè, invece la De Micheli... De Micheli sembra una pratica, cioè sembra un ministro anche grintoso, quindi ci aspettiamo molte risposte da questo ministro. Adesso, al di là delle appartenenze, noi abbiamo anche da poco un sottosegretario vicentino che si è ripromesso, mi ha promesso un sostegno per Vicenza, quindi Achille Variati, che è anche il sindaco precedente. Come sono i rapporti quindi? No, i rapporti sono ottimi, nel senso che al di là del confronto della dialettica politica che c'è stata in questi anni di opposizione, io ho fatto il mio lavoro, lui giustamente governava, io mi opponevo sulle cose che non andavano, però il dialogo è sempre stato costruttivo e ci siamo anche confrontati anche di recenti su temi di stretta attualità che riguardano ad esempio la Fiera di Vicenza e in particolare IEG e le posizioni dei soci vicentini. Si è ripromesso, mi ha promesso un sostegno e un aiuto per Vicenza. Qui tutti lavoriamo nella stessa direzione, quindi l'importante è che si portino a casa i risultati. Quindi lei da amministratore, insomma, è curioso, dovrei tirarla su questo, cioè lei dice alla fin fine forse si può avere un dialogo maggiore con questo governo rispetto a quello di prima, o almeno la componente 5 Stelle? Cosa intende? No, allora la preoccupazione mia è che da amministratore. Da amministratore io ho avuto risposte dai ministri della Lega, poche risposte dai ministri 5 Stelle, è un dato di fatto oggettivo, lo devo dire, ed è una mia posizione sincera. Dall'altra, oggi mi aspetto una risposta da tutti i ministri, naturalmente anche da quelli di 5 Stelle, perché alcuni sono cambiati. E quindi cambiando mi aspetto delle risposte concrete che i cittadini vogliono vedere messe in atto, che sono quelle che ho appena elencato. Quindi, e queste sono partite importanti, poi soprattutto quella legata alla TAV, anche se magari la possiamo percepire distante, eccetera, eccetera. Volevo però restare su quello che è poi la fuoriuscita, no, dei parlamentari, la scelta la scissione, la scelta di Renzi. Questo governo nasce di fatto come opposizione per evitare che Salvini possa o potesse avere un risultato dirompente, insomma, è inutile nasconderselo, no? Questa mossa di Renzi però mette lo stesso governo sotto scacco. Allora, qual è la sua lettura, cosa ne pensa, cosa immagina? La mia lettura è semplicemente che effettivamente questo governo nasce per impedire al centrodestra di vincere le prossime elezioni.
La cosa che noi abbiamo chiesto subito da amministratore, io in particolare, era un governo stabile, quindi andare ad elezioni, perché ritengo che sia il popolo che si debba esprimere. Quello che sta accadendo ad esempio in Spagna lo dimostra, cioè nel momento in cui non ci sono delle condizioni di governo stabile si va al voto, quindi non era nulla di scandaloso votare in ottobre o novembre di quest'anno. È stata fatta una scelta diversa, evidentemente spinti dalla preoccupazione di un governo di centrodestra con una spinta forte, a forte attrazione leghista, e prendiamo atto di quello che è accaduto, pur non condividendolo. Ora però bisogna voltare pagina e dare risposte al territorio e ai cittadini, e quindi decidere, prendere delle misure che siano in materia economica e in materia infrastrutturale delle risposte concrete. Poi naturalmente quello che accade in queste ore è che Matteo Renzi dimostra ancora una volta di essere un animale politico, di essere un forte animale politico. Devo dire che politicamente non si muove a caso, io non credo che sia una mossa azzardata, è una mossa sicuramente studiata, ben concepita, e secondo me questo soggetto politico farà meglio di quello che stanno dicendo in queste ore gli analisti. E le chiedo poi un'altra cosa ancora, diciamo più di respiro regionale, poi torniamo alla città. Questa mossa come si incardina secondo lei nello schieramento che sarà opposto ovviamente a quello che poi lei sosterrà sul fronte regionale? Quindi ci stiamo avvicinando alle elezioni regionali, no? L'anno prossimo, quindi primavera del 2020. Sì. Luca Zaia è candidato al centrodestra, insomma, immaginiamo. Luca Zaia auspicabilmente candidato del centrodestra, non credo non ci siano dubbi, almeno da Vicenza il sostegno dalla nostra parte politica c'è tutto, anche manifestato in maniera chiara e netta. Credo che sia un esempio di buon governo quello di Luca Zaia, quindi va sostenuto e sicuramente farà bene alle prossime elezioni. Io non do mai nulla per scontato, perché dall'altra parte si parla di accordi regionali su base italiana, nazionale, tra 5 Stelle e PD, che secondo me rimane comunque un accordo contro natura, ma forse la mossa della disperazione li porta anche a fare questo tipo di accordo per tentare di fermare l'avanzata del centrodestra. In Veneto io credo che Luca Zaia, se si muoverà in maniera concreta su temi concreti come ha sempre fatto, alla luce anche del buon governo di questi 10 anni, ritengo che abbia ottime possibilità di spuntarla. Senta, si fa un gran parlare, no? A Vicenza di questo rimpasto, che idea ha in testa? Vuole cambiare una parte della squadra? Ma rimpasto intende di giunta? No, allora io, come ho sempre spiegato, la mia posizione è che gli assessori sono al servizio della città come lo è il sindaco, come lo sono i consiglieri comunali. Ho sempre detto che se un assessore lavora, si impegna in maniera diciamo, costante e continuativa per la città, porta a casa risultati, deve stare tranquillo, perché naturalmente il sindaco è legato a lui da un rapporto fiduciario che si basa anche sui risultati. È un po' come se io fossi l'allenatore di una squadra, se c'è un elemento che non funziona lo cambi e lo sostituisci con un elemento che ti può portare di più risultati. Questo implica che il fatto che ci sia un dibattito su questo qualcuno non la soddisfa al 100%. No, allora, diciamo che io ho già fatto un rimpasto qualche mese fa, motivato, che ha creato naturalmente delle fibrillazioni di natura politica, però il sindaco deve avere la possibilità di scegliere dei collaboratori, perché poi alla fine le responsabilità cadono su di me, sul sindaco. Questo non c'è dubbio, ecco. Anche per le multe eccessive che fa la polizia locale è sempre colpa del sindaco. È sempre, ma qualsiasi cosa è colpa del sindaco. Allora, siccome qualsiasi cosa è colpa del sindaco, i collaboratori devono lavorare e portare a casa i risultati. Però sa che allo stesso tempo lei è sindaco da relativamente poco, no? Quindi, un anno e mezzo. Esatto, un anno e mezzo. Allo stesso tempo è un segnale che viene percepito come debolezza, come una squadra che non... Chiaro che non c'è una squadra perfetta, c'è una squadra che presenta spesso delle persone più portate all'amministrazione e altre meno, lo scopre lavorando, soprattutto in una giunta di un'età media di 42 anni, 43 anni, quindi molto giovane, molti alla prima esperienza amministrativa, l'unico che risale al passato in giunta è Claudio Cicero, per il resto sono tutti ragazzi e ragazze, donne che non hanno, uomini e donne che non avevano esperienza amministrativa. Può succedere che qualcuno non sia all'altezza e debba lasciare cedere il passo a qualcuno di più capace. Capita spesso in realtà di sistemare la squadra, l'hanno fatto tutti i sindaci anche in corsa, per trovare un assetto
migliore. Devo dire che con i 2 cambiamenti che ho fatto a giugno, la situazione è già nettamente migliorata. Per quanto mi riguarda, ogni assessore si deve sempre sentire, compreso il sindaco ovviamente, sotto esame, anche per tenere alta la tensione e dare il massimo nell'efficienza. Io ho sempre dato il meglio quando sono stato sotto pressione, anche ai tempi dell'università. Allora, mettiamo, arrivare al 100% quanto manca dell'efficienza della squadra? Ma qualche aggiustamento potrebbe esserci sicuramente, può esserci, ma anche nel corso del mandato stesso, che dura 5 anni, quindi non necessariamente se dovessi fare un impasto oggi escludo che poi la squadra rimanga così fino alla fine. Tenete presente che poi nell'arco di un mandato qualche assessore può anche ottenere delle condizioni favorevoli, per cui non so, qualcuno potrebbe correre per le regionali, qualcun altro, se si apre la finestra delle politiche, qualcuno ha già corso per le europee, senza grandi velleità, perché le europee sono molto difficili, ma per politiche regionali può accadere che qualcuno vado a fare anche altro. Senta, adesso uno dei temi, poi è chiaro c'è un prefetto che è Lamorgese, è quello dell'immigrazione e gli appelli in particolar modo da Matteo Salvini, già ministro proprio dell'interno eccetera eccetera, è quello a tutti i sindaci. Rispondete garbatamente no se arrivano le richieste per accogliere nuovamente in città. Cosa dice lei su questo? Quale approccio? Allora, io l'approccio è un approccio sicuramente quello mio moderato, cioè nel senso che sono favorevole ad un'accoglienza se l'accoglienza prevede un'integrazione lavorativa e sociale. Se si torna all'accoglienza diffusa, indiscriminata, dove si accoglieva e poi si lasciano per strada le persone senza un tetto e senza una retribuzione da lavoro, è evidentemente che siamo costretti a dire no. Non occorre neanche un indirizzo superiore, è semplicemente un atto dovuto nei confronti di quei cittadini che regolarmente pagano le tasse tutti i giorni, vanno a lavorare e si rimboccano le maniche. Io racconto solo un episodio per farvi capire quello che sta accadendo, che quelli che sono rimasti sul territorio, che provengono diciamo così, dalla clandestinità, oggi sono in larga parte dediti allo spaccio, alla microcriminalità, assoldati come spacciatori. Stanno diminuendo queste persone, fortunatamente, grazie alle politiche del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Se dovesse cambiare la tendenza, dobbiamo chiaramente chiedere di porre un freno agli ingressi incontrollati, perché non sarebbero quelli appunto finalizzati all'integrazione delle persone, quindi vorrebbe dire far del male, non far del bene. Vanno comunque aiutati, chi è per strada va aiutato, va sostenuto, senza dimenticare che però abbiamo anche delle nostre persone che vivono per strada. Io tutti i giorni raccolgo segnalazioni di senza tetto italiani che vanno a mangiare la Caritas, per cui dobbiamo cercare come servizi sociali di dare risposte. Quindi si aiutano, cerca di aiutare tutti nella possibilità anche delle casse comunali che sono sempre più povere, però deve essere altrettanto chiaro che non dobbiamo accogliere in maniera indiscriminata, cioè dando quindi delle regole anche sull'accoglienza. Secondo lei che approccio avrà questo governo? Perché è interessante, no? Adesso secondo me, una delle sfide che deve affrontare dopo Salvini. Secondo me non torneremo all'accoglienza diffusa, sarà una via di mezzo tra le situazioni più radicali, appunto quelle che c'erano qualche anno fa con i governi Renzi e Gentiloni. Sentiremo sicuramente il prefetto, so che ha grosse competenze in materia di immigrazione, quindi da questo punto di vista può essere di aiuto, aiuteranno le persone più in difficoltà, magari minori, bambini, bambine, donne, porranno però dei limiti e si faranno ascoltare, perché sarebbe veramente un suicidio non solo dal punto di vista delle scelte governative, ma anche un suicidio politico, quello di riaprire come nel passato. Io vi posso garantire che i cittadini non ne possono più. Certo. Allora, già tempo la pubblicità, ma un flash lo chiedo perché comunque noi abbiamo seguito molto in questi mesi, ha ridiscusso con gli assessori regionali Lanzarin, con il governatore Zaia, il tema dell'ATER. Legge che era fondamentale, è arrivata con ritardo, quali conseguenze ci sono state e quanti cittadini, perché poi con questa nuova legge si vanno a rivolgere ai sindaci che sono i più vicini, no? Con i quali trovare una soluzione. Da lei quante persone, chi si è lamentato, perché, qual è il sentore, cosa le dicono? Riguardo quindi alla questione ISEE 20.000, la nuova legge regionale, l'abitazione, il fatto che non diventi più ereditaria, perché poi insomma, questo l'abbiamo detto, no? La casa veniva ereditata. Allora io chiaramente ho la fortuna di conoscere, perché è anche vicentina, un'amica, Manuela Lanzarin, che è un bravissimo assessore sociale,
peraltro molto presente sul territorio e una persona che dà risposte concrete. La legge regionale ha stabilito dei criteri, questi criteri hanno creato evidentemente delle problematiche, abbiamo avuto parecchie segnalazioni soprattutto da parte di anziani o disabili che magari avevano una piccola somma di deposito ereditata piuttosto che un piccolo risparmio, oppure i risparmi di una vita, insomma, messi da parte, e su quelli bisogna intervenire e siamo d'accordo con l'assessore di cominciare a ragionare su dei correttivi della legge regionale per sistemarla. Lo scopo della legge però, come ben sapete, è colpire i furbetti, quindi coloro che magari lavorano in nero piuttosto che hanno capitali, auto di lusso e hanno l'alloggio popolare, che a volte, in alcuni casi estremi, come ho anche letto, addirittura hanno l'abitazione e affittano l'alloggio popolare in nero a qualcuno. Quindi bisogna lasciare spazio in questi casi a chi ha veramente bisogno, però i correttivi vanno fatti e quindi l'assessore mi ha già garantito che interverranno già in questi mesi, in queste settimane per migliorare la Cioè ogni presidente dell'ATRE, diciamo, del provinciale ha fino a fine settembre per raccogliere tutte le proposte, segnalazioni eccetera, e quindi poi verranno fatti i correttivi. Allora Sindaco, ci fermiamo pochi istanti e torniamo con Francesco Rucco, tra poco.